amici e amiche del Monster House, oggi voglio recensare il mio Claude in carne ed ossa. L'ho messo nella sua posizione. Allora, Claude è il fidanzato di Dracula, è il fratello di come posso dire, Claudine e Howlin e quell'altra nuova. Allora, Claude ha un cappello, un berretto color acqua, verde acqua, poi ha delle orecchie appuntite con questo orecchino come a Claudine, poi vabbè, la maglietta è bianca con delle croci arancioni e ha questo specie di coso, non so come si chiama, verde acqua come il cappello e dei cosi neri. Poi ha un giubbotto come specie da cowboy e ha questo letto. Poi ha merletto. Poi ha questa giacchetta qua che è marrone brillantina ed ha delle macchioline marroni. Ha un orologio, poi i suoi occhi sono castani, le ciglia molto grandi e ha questi due canini fuori. Poi ha poi ha i bottoni, ha questa cinta così, aspettate, con questa cosa che si può pure togliere. Poi il pantalone a jeans, tutto blu scuro e queste linette celesti e la cinta questa è come il cappello. Poi le scarpe sono dorate e un po' di nero e poi ha i lacci neri. Poi gli è uscito il cappello che si può togliere, che però quando lo toglie è molto bruttino, quando lo toglie è bruttino. Quando invece lo metti, ovviamente si mette così. Voilà. Ed è molto più carino. Infatti, poi è uscito anche, aggiustiamo nella posizione giusta, il suo animaletto. Mi sembra un gargoyle. Che però non so se il colore è proprio così oppure è un po' vecchietto. Comunque con le ali e poi vabbè come un cane, bulldog. Ed ecco Claude. Nella prossima recensione faremo Howlin oppure un'altra, per esempio, oppure Venus. Comunque ve lo prometto che lo farò. Ciao!